A distanza di qualche giorno dalla sentenza del TAR che ha bocciato il quinto referendum per la separazione tra Venezia e Mestre, giudicandolo illegittimo, il governatore veneto Luca Zaia è intervenuto dicendo che i comitati referendari fanno bene a fare lobby. Penso che i comitati fanno bene a, come si può dire, a fare lobby e a difendere le loro idee e le loro partite. Noi stiamo ancora valutando tutta la sentenza per capire se ha senso o no ricorrere avanti al Consiglio di Stato. Da questo punto di vista i comitati hanno assolutamente, come qualsiasi cittadino voglio ricordare, la possibilità di fare ricorso in autonomia. I magistrati sono sempre gli stessi, le sentenze sono sempre le stesse, nel senso che non è che cambia se uno la fa o l'altro la fa. Basta che ci sia un signor Rossi sconosciuto che fa ricorso e avrà diritto a una sentenza. E mentre i comitati stanno decidendo se e come andare al contrattacco e così la regione farà le sue valutazioni, la cosa certa al momento è che il prossimo 30 settembre nessuno andrà alle urne, con grande soddisfazione del sindaco Brugnaro.